Vi ricordate, vi ho fatto scattare le fotografie in giro, il prezzo della benzina nei vari benzinai, vi ho detto: "Andate a parlare col vostro benzinaio, armatevi e partite!" E vedete quest'oggi che succede? Arriva il decreto sulle accise. Mago, mago, mago Varin, ma noi ce li abbiamo i numeri giusti, cosa pensate? Grazie, grazie, grazie a voi, che siete gli ascoltatori più attivi, gli editorialisti più efficaci. Buongiorno, buongiorno Sveva, ma sì, alzaci la base, faccela sentì, ancora, facci sentire. Ah, questo è Roberto Salis che schitarra già a quest'ora del mattino, ma lui suona la chitarra tutta la notte a Lollapalooza di Corso Como, ragazzi, quindi un'ora più, un'ora meno, che gli costa, e ci regala una base un po' blues, un po' presa per il cul, perché questa non è una rassegna stampa seria, questo è un qualcosa di diverso, grande come l'universo, un qualcosa che picciu picciu vi deve ipnotizzare, già, e vi dobbiamo portare fino al posto di lavoro o semplicemente in gabinetto se siete ancora indecisi, mi alzo o non mi alzo, e alzati e va al cesso, e dai, lo diciamo chiaramente per chi se lo può permettere e non ha alcuna fretta di andare al lavoro. Buongiorno a Sveva, ritornata tra noi, certo, mi fa piacere, non è un'allucinazione, sei Sveva, no? Perché a volte, sai, capita di avere dei registi particolarmente conciati la mattina, no? Addirittura c'è Francesco che mi faceva lo spogliarello fino a qualche mese fa. Ora no, che io richieda la stessa cosa, proprio no, però puoi immaginare la cosa orribile, fare una rassegna stampa leggendo i quotidiani e ogni tanto ti scappa l'occhio, e siccome vengono bardati giustamente in moto per evitare il traffico, e quando entrano qua si tolgono un po' di cose, ed erano spettacoli orripilanti, te l'assicuro, quindi a volte davvero uno sperava, cioè, qualunque cosa, ma che non si spogli mentre leggo il Fatto Quotidiano, è una delle cose più terribili, o peggio ancora l'Unità o il Manifesto, è il regista che si spoglia mentre legge il Manifesto, vi assicuro. Buongiorno, salve. Cosa facciamo? Una partitina? C'è qualche proposta? Volete che vi legga qualche quotidiano in particolare? Perché molti non lo sanno, si sintonizzano per caso, magari in DAB, schiacciano un po' di bottoni nell'autoradio, finiscono nella banda DAB e si ritrovano ad ascoltare radio che in FM non ci sono. Infatti noi non ci siamo in FM. Bene, questa è una radio che si chiama Radio Libertà, che trasmette poca musica, ma quando la trasmette è musica pensata, meditata, selezionata accuratamente, e soprattutto non ci pagano per trasmettere quella musica. Ogni mezz'ora avrete un artista indipendente sconosciuto che noi pompiamo perché pensiamo che sia molto in gamba, anche se magari non andrà mai a Sanremo e non sarà neanche mai trasmesso da RTL. Ma ci sono anche i vostri messaggi, certo, WhatsApp al 340 67 09 659, che tra una notizia e l'altra ci danno un attimo il sentore. Sammy Varin, cosa stai dicendo? Cose intelligenti o panzanate? E ci dite il vostro responso semplicemente inviando un messaggino whatsappino al 340 67 09 659. Naturalmente non mancano gli interventi in diretta telefonica. Dopo le 9 apriremo le linee al numero fisso 029294 7222, ma avremo anche ospiti alle 9, in particolare, come ogni lunedì, il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, con il quale cominceremo a meditare su cosa sta succedendo. È successo qualcosa nella notte? Diciamo che siamo sempre in guerra, ecco, non cambia molto, e purtroppo ci sono più di 30 feriti in Bahrain per un drone iraniano, e attenzione perché questi sono ancora calmi e tranquilli, ma se li girano le balle agli Emirati Arabi non so come va a finire. Gravi bambini e un neonato, scrive il sito di Repubblica. Esplosioni a Doha, Hezbollah che dice abbattuto elicottero israeliano in Libano. Poi la notizia principale
è che il figlio di Khamenei è diventato capo. Mojtaba Khamenei è la nuova guida suprema dell'Iran. E naturalmente subito c'è qualcuno che dice chissà quanto durerà. Vediamo il Corriere. L'Iran ha scelto la nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei. Trump dice subito non durerà. Drone iraniano sul Bahrain, 32 feriti gravi, 2 bambini. E poi il petrolio e i fumi tossici, raid incendiano il Golfo. Noi ora siamo qua a guardare quanto costa la benzina e soprattutto il gasolio. Avete notato che il gasolio è salito sopra 2 euro come nulla fosse. Abbiamo fatto bene a lanciare l'allarme su queste frequenze venerdì. L'abbiamo comunicato a chi di dovere e qualcosa si sta muovendo. Gasolio sopra le 2 euro, benzina a 1,7 quasi 1,8 e quindi ci avviciniamo. Cosa sta succedendo? Succedendo che qui contiamo quanto costa la benzina e lì il petrolio cade dal cielo. Piove petrolio da quelle parti. Ne parliamo tra pochissimo. Queste le notizie principali sui siti elettronici. Stanno già arrivando WhatsApp al 340 6709 659 perché il WhatsApp è come la droga, io vi capisco, siete drogati di WhatsApp. Avete capito bene che quando c'è Sammy Varin gli inviate un messaggin, lui ve lo legge, tranquilli, attendete fiduciosi le ore 8 quando ci sarà il primo giro di messaggin. Intanto oggi andiamo sul quotidiano Il Giornale. Sì, perché ha un titolo, ecco, come al solito, il computer comunista. Io ci clicco sopra e lui mi sbatte fuori, perché è simpatico, perché è un computer finanziato dal manifesto che oggi non esce, quindi sono invidiosi e qui... Santa polenta, grazie a chi ci aiuta anche oggi. Mi dicono sono arrivati congrui finanziamenti. Per congruo intendo magari 5, 10, 50 euro attraverso il conto corrente postale 37671294. Siete delle stelline veramente ad aiutare la nostra redazione, magari appunto a comprare un computer che non sia comunista e che funzioni quando ci clicchi sul quotidiano Il Giornale. Conto corrente postale 37671294 oppure chiaramente andate sul nostro sito di riferimento radiolibertà.net, cliccate dona ora in alto a destra e con una carta di credito ci aiutate con qualunque cifra, vi assicuro qualunque va sempre bene. Grazie a chi lo sta facendo silenziosamente, grazie a quelli che no, giustamente mi fanno vedere il versamento con la fotografia. Io sono uno che credo a tutto, però se mi fate vedere la foto del congruo finanziamento, inizio a saltellare, ballo la rumba. Il Giornale, dicevo, mi piace l'apertura del Giornale soprattutto perché mi dice una cosa che supponevo già da tempo a proposito del referendum. 22-23 marzo, lo sapete, è una noia mostruosa, vi capisco, però il referendum sulla giustizia, per cambiare la giustizia, per fare in modo insomma che chi ti giudica non sia magari lo stesso che ha fatto le indagini su di te e non soltanto, e sta assumendo sempre più un valore governo sì, governo no. Già. Ci stanno buttando dentro qualunque cosa in questo referendum. Sì, se qualcosa non va bene, ecco, allora dovete votare no, ecco, se qualcosa va bene, ecco, dovete votare sì, perché se votate no non andrà più bene. Non lo so, non è una roba così semplice, ragazzi, però, l'ultima la svela il quotidiano Il Giornale, proprio in prima pagina. La guerra santa del referendum. Attenzione, il no conviene agli islamici. E con questo il circolo l'abbiamo chiuso, abbiamo capito tutto
è arrivato l'appello del leader Picardo, quello simpatico, che salda così l'asse con la sinistra. Il partito islamico ha scelto da che parte stare sul referendum costituzionale che tocca la giustizia. Roberto Picardo, responsabile di varie associazioni musulmane in Italia, ha spiegato che bisogna votare per convenienza e così c'è l'idea di portare al voto quasi 2 milioni di musulmani regolarmente residenti in Italia. E meno male che votano solo quelli regolarmente residenti. Bada ben, se facessimo votare i clandestini, gli straccioni, i ciabattanti, la sensta. Questo è il titolo secondo me più potente che ci fa capire come veramente è il caso che andiate a bussare, state già facendolo, bravi, alla porta del vostro vicino di casa comunista e magari un pochino islamico, dicendo: sei sicuro che vuoi votare no? Ma lo sai che fine faremo, vero? Il quotidiano Il Giornale in prima pagina anche parla di giustizia con la scossa di Marina, è stata intervistata ieri Marina Berlusconi, l'hanno riportato tutti quanti, io non c'ero e se c'ero dormivo perché non sono mai affascinato dalle uscite della Berlusconi, in generale dei Berlusconi, mi odorano tanto che prima o poi questi ci entrano in politica, non so perché, ma perché Sammy Varin devi pensare ste cacchiate, sono cavolate ragazzi, come la storia che è morto Berlusconi e Forza Italia al posto di perdere i voti li ha guadagnati, e uno dice ma a merito di Tajani. Ah già che c'è Tajani. Allora dicevamo giustizia, scossa di Marina per il sì, e quindi la amiamo. Meloni, le toghe fermano il governo, altra frasettina che dovrebbe indurvi a pensare che forse è meglio andare a votare il 22-23 marzo e scegliere sì. Cioè non è che poi io sono qui per convincervi a votare sì, ma vi sembro il tipo, ma non se ne parla neanche. Diciamo che voglio convincervi ad andare a votare, anche se, e questo è un semplice referendum confermativo, quindi non ha bisogno di quorum. Il problema è che ce l'ha detto Pagnoncelli, che porta già una sfiga della miseria, ma non soltanto lui, e se si va in pochi a votare non sarebbe un problema, chi prende più voti vince, sì. Ma se si va in pochi a votare ci vanno solo quelli per il no, capito? Cioè, in poche parole, ce lo prendiamo in quel posto, politicamente, of course, anzi, dal punto di vista della giustizia, se vi piace. Quindi è il caso veramente di alzare il culo da quel divano e di decidere che il 22-23 marzo si va a votare. Oh, controllate se nel comodino avete ancora quella tessera elettorale. E dai, preparatevi. Eh sì, perché se non ce l'avete o ce l'avete piena, lo sapete, bisogna farne una nuova. E fate 2 passeggini fino in comune, ve la rifanno in 10 secondi. Non ci vuole molto, però davvero voglio ascoltatori attivi, d'accordo? Anzi, sapete che voglio la prova provata. Come venerdì mi avete fatto la fotografia del benzinaro, anche alcune facce del benzinaro mi sono arrivate con facce piuttosto allibite dicendo oh, cazzo vuole questo, mi fa la foto, me volete schedare perché ho il gasolio a più di 2 euro, ci mancherebbe, non è colpa dei benzinai, lo ricordiamo. Ecco, oggi fatemi la foto al certificato elettorale lì pronto, che c'è ancora qualche posto libero, perché se è pieno non vi fanno votare, capito? E poi lo so come siete, andate via e dite ah, beh, allora fa niente, prossima volta, e vince il no, ciapala lì. Andiamo sul quotidiano Il Giornale, vi va? No. Prima la prima pagina del Fatto Quotidiano, dai, tanto così per par condicio. Il Fatto Quotidiano tira in ballo gli italiani all'estero. A Barcellona, cittadini ignari della chat pro riforma. Fratelli d'Italia fa propaganda per il sì
con chi rinnova i documenti. Hai capito, eh? Gli italiani all'estero, molti di questi hanno già votato e vi ringrazio, mi avete già fatto avere pure il motivo per cui avete voluto andare a votare, e mi fa un piacerissimo incredibile. Bene, il Fatto Quotidiano ci fa sapere che Fratelli d'Italia fa propaganda per il sì con chi rinnova i documenti, mentre invece normalmente non vi arrivano i volantini per votare questo o quell'altro a voi residenti all'estero. No, assolutamente. La SEM sta. Torniamo invece sul quotidiano Il Giornale, che invece penetra subito a pagina 6 e 7 sul problemone che stanno vivendo quelli che razzolano intorno all'Iran. Nubi nere sul Golfo, titola il quotidiano Il Giornale a pagina 6 e 7. Pozzi distrutti, razzi su Tel Aviv, giallo sull'attacco degli Emirati, raid sugli stabilimenti, pioggia acida su Teheran, droni sul Kuwait, Abu Dhabi in guerra, la smentita, ma ci difenderemo. Operazione Uranio, pronto il blitz di terra dei corpi speciali USA per l'atomica iraniana. È un retroscena di Valeria Robecco, quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, ma fa pensare che potrebbe esserci qualche ulteriore sorpresa. Tra le opzioni di Trump, anche l'invio della Delta Force per distruggere i siti nucleari e sequestrare i 400 kg di materiale arricchito, che poi dovrebbe essere la motivazione principale dell'attacco all'Iran. Intanto però il motivo per cui sono qui sul quotidiano Il Giornale, oltre che per la questione giustizia, abbiamo detto che i musulmani tifano no al referendum, è ciò che si scrive in taglio alto. L'analisi di Gianna Michalessini titola "Non solo oro nero e nucleare, se scoppia la guerra dell'acqua, avete capito bene, l'intero Medio Oriente implode. Dagli impianti di desalinizzazione dipendono 100 milioni di persone e l'economia globale". Attenzione quindi, perché se li toccate questo impianti giganteschi, e questi non hanno più acqua, sono intere città che vivono solo se c'è questo impianto che trasforma l'acqua salata in acqua dolce. Guerra del petrolio contro la guerra dell'acqua, scrive Michalessino oggi sul quotidiano Il Giornale. La prima è iniziata ieri mattina, quando le bombe e i missili israeliani hanno mandato in fiamme la raffineria di Sharan e altri depositi di greggio intorno a Teheran. A innescare la guerra dell'acqua ci ha pensato una falsa informazione fornita al quotidiano Jerusalem Post da fonti governative israeliane, che davano per certo un attacco degli Emirati Arabi agli impianti di desalinizzazione della Repubblica Islamica. Ma la falsa notizia, diffusa probabilmente ad arte, non ci ha messo molto a diventare realtà. Mentre gli Emirati negavano l'attacco e denunciavano l'operazione di disinformazione messa in atto da Israele, il Ministero dell'Interno del Bahrain riferiva di danni materiali a un impianto di desalinizzazione dell'acqua in seguito a un attacco iraniano messo a segno con un drone. Nel complesso contesto ambientale del Golfo, la guerra dell'acqua rischia di avere effetti ancora più devastanti della guerra tradizionale e di quella del petrolio. Per capirlo, basta dire che nei paesi del Golfo la vita quotidiana e il benessere di oltre 100 milioni di individui dipende direttamente dagli impianti di desalinizzazione. Senza di essi, città come Dubai, Abu Dhabi, Manama o Doha non potrebbero esistere, né tantomeno alimentare attrazioni turistiche come fontane, piscine, impianti di neve artificiale, ma soprattutto non riuscirebbero a dissetare i loro abitanti. Ecco perché il falso annuncio israeliano e il ben più concreto attacco iraniano al Bahrain rischiano di aprire un vaso di Pandora dalle conseguenze inimmaginabili. Qua mi fermo, ma l'articolone prosegue in taglio alto sul quotidiano Il Giornale e ci fa capire un punto debole
Mica da ridere degli Emirati Arabi, se gli rompete gli impianti di desalinizzazione, questi sono fottuti. Giro la pagina, signori, e a proposito si ritorna al caro petrolio. La paura fa $100. Si teme un conflitto non breve, l'Arabia rafforza la produzione sul Mar Rosso, ma non basta. E allora mago Varin, ci abbiamo pensato venerdì, abbiamo fatto qualche messaggina a chi di dovere. Vedete l'importanza di una radio come Radio Libertà, di un collegamento quotidiano attraverso voi ascoltatori che ci scrivete messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Abbiamo inviato i vostri WhatsApp, li ho inoltrati a chi di dovere e vedi un po'. Adesso si decide qualcosina proprio nelle prossime ore. Le accise mobili, che è una nuova arma letale, sai, tipo la labarda spaziale, robe. Accise mobili! Mi piace la storia delle accise mobili, l'impatto delle misure allo studio con sconti fino a 8 centesimi. Pochino. Il nodo politico è la tenuta dei conti. Allora, qualcuno di voi me lo scriveva venerdì: eliminiamo le accise e vedi cosa diceva di fare la Meloni prima di essere eletta. Se eliminiamo le accise, lo Stato chiude baracca. Ma con le accise mobili, e quindi tagliando quello che è il super guadagno, visto che aumenta tutto quanto, e qualche cosa si potrebbe risparmiare. Un taglio dei prelievi imporrebbe l'uso della leva fiscale. Con il Brent a $120, l'extragettito IVA è a 2,6 miliardi, capito? Quindi si vorrebbe giocare sull'extragettito IVA. Il meccanismo ha il vantaggio di risultare neutrale per il bilancio dello Stato, ma i consumatori chiedono un taglio più netto. Vi dico la verità, oggi qualunque quotidiano parla di questa notizia, perché effettivamente si sta muovendo qualcosa e verranno prese decisioni proprio in queste ore. Vi leggo l'analisi di Gianmaria De Francesco. Se il prezzo del petrolio continuerà a restare elevato, il governo valuterà il meccanismo delle accise mobili, che consente di utilizzare la maggiore IVA che entra per calmierare i prezzi. Lo ha confermato ieri la premier Meloni a Fuori dal Coro, evidenziando l'attenzione sia alle richieste dell'opposizione che la determinazione a evitare che la speculazione sfrutti la crisi. Non vorrei dire, non vorrei dare, ma le accise mobili, lo dico a bassa voce, è una proposta del PD. Silenzio! Ho detto qualcosa? Prendo le distanze da me stesso? Assolutamente no. L'avevamo già fatta prima questa cosa, altro che la roba del PD. Però diciamo che la Schlein ne parlava qualche giorno fa e quindi la cosa è bellissima. Francescanamente abbiamo abbracciato la Schlein, ma solo francescanamente, dicendo: hai ragione, lo facciamo, è una buona proposta. E questi sono rimasti di cacca, un po' come quando il dopo Zaia ha abbracciato una proposta della sinistra in Consiglio regionale Veneto, subito come prima decisione. Non è male, non è male. Quindi, per evitare che la speculazione sfrutti la crisi, il meccanismo era stato introdotto per la prima volta nel 2007 e aggiornato dal governo Meloni. È tornato al centro del lavoro dei tecnici del Tesoro in vista del Consiglio dei Ministri di domani. Il principio è relativamente semplice: quando il prezzo del greggio cresce in modo stabile, aumenta automaticamente anche il gettito IVA, perché l'imposta del 22% si applica su una base più alta. In quel caso lo Stato può decidere di rinunciare a quella quota aggiuntiva di entrate e utilizzarla per ridurre l'accisa, la componente fiscale fissa del prezzo dei carburanti. Avete capito? Ma certo che avete capito. E se non avete capito, comunque la situazione è chiara.
ci vogliono abbassare un po' il prezzo della benzina. Bisognerà capire di quanto, perché se ci danno una sciocchezzina non cambia nulla, soprattutto per il gasolio, che abbiamo visto è pericolosamente salito già sopra i 2 euro. Anzi, vi do la solita missione: se siete in giro in auto o anche a piedi, fate una passeggiata al bel freschetto del mattino. Qui purtroppo non piove petrolio e quindi non c'è niente da fare, se no lo so, vi mettevate lì con i secchi eccetera. Mi fate una fotografia anche oggi a qualche benzinaio, soprattutto a quelli, non tanto quelli che hanno il gasolio sopra i 2 euro, praticamente tutti. Se qualcuno non ce l'ha ancora sopra i 2 euro, gli facciamo pubblicità gratuita. Assolutamente sì. Pompa la pompa che costa di meno. E dai, foto al benzinaio che ha il gasolio meno di 2 euro. Li amiamo assolutamente. Siamo ancora sul quotidiano Il Giornale, che si avvia a essere il nostro giornale di riferimento ogni mattina, e ne abbiamo uno che pompiamo in modo particolare perché ci sembra il più eccitante dal punto di vista politico. Pagina 9, Oslo, scoppio all'ambasciata, ritorna la paura in Europa. E questo non ci piace proprio, cioè è già successo e io posso anche capire perché già da qualche settimana ci sono degli allarmi bomba mica tanto belli. Il primo è avvenuto, tu Sveva forse non lo sapevi, sai che c'è stato un allarme bomba qua in Bellerio l'altra settimana, venerdì, non questo, quello prima. Sì. Quindi così, tanto per farti vedere, dipende il turno che fai, chiaramente. La mattina non succedono quasi mai allarmi bomba perché anche i terroristi dormono. Pomeriggio si svegliano, nel primo pomeriggio, te che faccia sciupavi a Belleri. Sto scherzando, per fortuna non è successo assolutamente niente, però prima in via Bellerio, poi nella sede di Fratelli d'Italia a Roma, poi in giro per Roma ritrovati tra strane cose, scatoloni, cose un po', ecco, che potevano essere. Poi ancora in giro per l'Europa e a Oslo c'è stato uno scoppio all'ambasciata. Già, all'ambasciata statunitense. Ritorna la paura in Europa. Danni alla sede USA, non è escluso il terrorismo, comunità ebraica in allerta, innalzata la sicurezza. Allora, capisco la paura della comunità ebraica, eccetera. È chiaro che gli ebrei stavano già un pochino sul cavolo prima, dopo quello che è successo con la guerra Israele-Gaza. Posso capire che siano ancora più sul cavolo, anche se non lo posso concepire che questo porti a violenze brutte, ma capite una cosa, cari amici, che non ve ne fotte niente degli ebrei. Insieme agli ebrei ci siamo anche noi. Noi siamo gli infedeli. E siamo anche quelli che hanno comunque dato una bella mano in quel conflitto, anche solo psicologico. Non vi tiro fuori certamente quello che stiamo facendo con l'Iran, perché la frase della Meloni è stata chiarissima. Non siamo d'accordo con quello che sta facendo Trump, siamo d'accordo con quello che ha fatto Trump, capito? Cioè è chiarissima la cosa, non siamo d'accordo ma siamo d'accordo. E quindi vabbè, ve ne parlo un'altra volta. Fatto sta, insomma, è stato un gesto dimostrativo, minimo, a Oslo, però un boato nella notte ha lacerato il silenzio del quartiere diplomatico di Oslo, senza fare per fortuna morti o feriti. È troppo presto per definire una sola pista. Non sappiamo se è radicalismo interno, messaggio jihadista, ma non ci piacciono queste cose e soprattutto l'allerta si è alzato moltissimo da tutte le parti in Europa, Italia compresa. Siamo ancora sul quotidiano Il Giornale, le mosse delle leader. Qui si parla di riforma sì, riforma no. E in questo caso la lettera su Repubblica della figlia del CAV, Marina, e quindi se non vi siete letti la Repubblica posso capirvi, ne riparla pagina 12 oggi il quotidiano Il Giornale. Ma soprattutto, signori, adesso c'è la pausa, tra poco mandiamo la canzone indipendente, arriva Massimo Magni, grandissimo pianista che non conoscevate, ma che vi sto facendo conoscere ogni lunedì alle 8 proprio perché merita. Ma subito dopo Massimo Magni
vi parlerò degli islamisti d'Italia. Islamisti d'Italia mobilitati per il no. Già. E il virgolettato: è nostro interesse lasciare tutto così. Capito mi hai, gli islamisti d'Italia? Tacciamo di infinite cose, ci fermiamo, ma restate lì perché tra pochissimo appunto parliamo del no degli islamici, ma leggiamo anche i vostri messaggini, quelli che avete scritto per Sammy Varin al 340 67 09 659.
Ci voleva, un pianista sempre dolce, romantico, che racconta poi una storia, in questi album. Si chiama Massimo Magni. Quella che avete sentito è La Rivelazione, dall'album La Sinfonia del Cammino 2, che fa parte di una trilogia musicale che racconta il viaggio di formazione di un cavaliere. Salve, io sono il cavalier Varin e vi porto in giro per i quotidiani ogni mattina tra le 7:30 e le 9:30 e poi ancora dalle 11 a mezzogiorno, e se siete fortunati arriva la Replichin dalle 20 alle 21 ogni sera. E naturalmente mi potete seguire in DAB, ma anche in streaming su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà o cercando Lega Salvini Premier. Ricordatevi anche del sito radiolibertà.net. Intanto che ci ascoltate, sbirciate i commenti alle notizie, commenti sempre potentissimi della nostra redazione. E ricordate che siamo anche in radiovisione sia su Facebook, sia sul sito che sull'applicazione di Radio Libertà, che scaricate gratuitamente dall'App Store, e poi lì potete decidere in alto a destra se ascoltare semplicemente la radio o anche guardare ciò che vi viene proposto. Chiaro che il faccione di Sammy Varinone si può anche fare a meno, ma quando passiamo ai quotidiani è bello leggerli insieme. Intanto giro di messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Tastiamo il polso dei nostri ascoltatori. A Prato hanno aggredito due amici che stavano volantinando a un banchetto per il sì. Ed è vero, in molte zone d'Italia c'è una specie di odio per quelli che volantinano per il sì, perché tifano per il cambiamento, e come vi ho detto prima, adesso vi leggerò l'articolo, pare che sia la sinistra, non tutta per fortuna, gran parte della sinistra dei 5 Stelle, non tutti per fortuna, ma quasi tutti, e che gli islamici, e quindi quel partito islamico che si sta lentamente fondendo alla sinistra, o è la sinistra che si sta fondendo agli islamici, parteggiano per il no. Vogliono che tutto rimanga così, perché il magna magna, e c'è il magna magna, altrimenti finirebbe. Vediamo cos'altro ci scrivono i nostri ascoltatori. Sul Garda, in centro commerciale, diesel 1,956, super 1,746. Bella manovra, e per fortuna che il governo ha aumentato le accise sui diesel. Altra promessa elettorale dopo le riduzioni autostrade non mantenute, via così. E caro Maurizio, lo hai visto bene come si è incacchiato Matteo Salvini su questo fronte, e sai bene che gliel'hanno fatta sotto il naso, si può dire così. E anche qui c'entra certa gente, non fatemi dire di più, certa gente, ok? Chiedo per un amico, i missili, i droni, le navi, gli aerei, eccetera, sono Euro 6? Ci scrive, ma assolutamente. Me lo chiedo anch'io, hanno scelto quelli che inquinano poco, sicuramente. Dove c'è Israele c'è malvagità, altro che legge antisemitismo. Beh, Marco, ci sono anche le vie di mezzo, diciamolo così. Tutte balle. Eliminiamo le società private statalizzando le fonti energetiche, e soprattutto eliminiamo le sanguisughe burocratiche e risparmiamo almeno 100 miliardi. Hai visto questo come la fa facile? Però il petrolio in Adriatico lo abbiamo dato alla Slovenia, mentre tutto il petrolio sotto le Marche e la Sicilia, compreso il gas che satura il sottosuolo della pianura padana, lo lasciamo lì a marcire. Grazie dell'informazione. È arrivata la tempesta perfetta. Da una parte sostegno all'Ucraina sino alla vittoria e sanzioni alla Russia, dall'altra la guerra in Iran che incendia tutto il Medio Oriente. Noi siamo nel mezzo e gli italiani pagano per le guerre degli altri. Bel lavoro. E caro mio, naturalmente aspettiamo consigli 340 6709 659. Grazie a Fausto che ci fa vedere, mostriamolo, dai Sveva, questo cartello che ci dice dove costa meno la benzina, il gasolio al momento. Beh, al momento un corno, aggiornati all'8 marzo, quindi fino a ieri, e le regioni con i prezzi medi self più bassi erano ieri per la benzina Marche, Lazio e Umbria
Abruzzo, Emilia Romagna, intorno a 757, 764, 1,757, 1,764. Per il diesel gasolio eravamo ancora sotto le 2 euro in Abruzzo 939, Marche 1,941, Umbria 1,946, Lazio 1,950 e Puglia 1,951. Sognate di avere questi prezzi oggi lunedì. Ieri erano così, oggi vi assicuro che avrete delle grandi e brutte sorprese. Se te la fai fare sotto il naso, vai a casa. Stai parlando male di Salvini, tu? Vienici tu al posto di Salvini. Cioè, sai quanto pepe in culo ha dovuto mettere per far partire migliaia e migliaia di cantieri in giro per l'Italia? Erano tutti lì, uè, sì, si parte, ora vediamo, facciamo, diciamo, no, perché c'è questo e no, c'è per... Ragazzi, c'è voluto Salvini per far partire tanti cantieri che stanno ultimando i lavori, chi non li ha ancora ultimati, compresi quelle per le Olimpiadi. Non pensate che adesso finite le Olimpiadi, no, ci sono cose che vanno ancora ultimate e ve ne renderete conto anche voi. Nei prossimi mesi vedrete incredibili strade statali e non belle che pronte, ponti, cose stranissime che dicevate ma no, ma chissà quando questa la finiscono, non la finiranno mai perché avete la mente pidina, la mente burocratica, quella che no perché c'è questo, ma poi c'è quell'altro, no, così non si finiscono mai. Senza la mente pidina i lavori invece partono e si concludono. Avrete delle ottime sorprese nei prossimi mesi. Chiaramente, ripeto, la burocrazia non riesce a distruggerla. Ci aveva provato Calderoli, vi ricordate anni fa col lanciafiamme di Calderoli? Non ha fatto in tempo a girarsi che sono ricresciute queste leggi che fanno perdere tempo. Perché non dite che se la Meloni non avesse buttato i nostri soldi nel cesso di Zelensky adesso avremmo più risorse per difenderci? Oh, l'hai detto tu e te lo lascio dire. Eccola qua la foto, faccela vedere, faccela sognare, più che sogno, questo è un incubo. Diesel 2,69 euro e gasolio e benzina 1,869. Ieri a Palermo distributore self-service, grazie a questo ascoltatore. E ti dico, siamo qui anche al nord con il diesel tranquillamente sopra i 2 euro e leggermente più basso il prezzo della benzina, un po' più basso di 869, però ripeto, io voglio la foto del diesel sotto le 2 euro. Se trovate un benzinaio con il diesel sopra, anzi me lo intervistate per favore, perché a quel punto veramente li facciamo una pubblicità della miseria. Sto leggendo i vostri WhatsApp, tantissimi che stanno arrivando al 340 6709 659. Io sono sempre contento, me la tiro di lavorare in un posto del genere, cioè ho un esercito di ascoltatori attivissimi che vogliono dire la loro, ma che giustamente partecipano a una trasmissione che non è una rassegna stampa vera e propria, paludata, tutta seria, è una chiacchierata tra amici e a volte anche tra persone che non la pensano allo stesso modo. So che non ce l'avete mica tutti quanti duro, politicamente, of course, non siete per forza della Lega, di Forza Italia o di Fratelli d'Italia. Molta gente anche non gliene fotte niente della politica, ma vuole sentire una voce un po' diversa, grande come l'universa, e avete scelto Sammy Varin, che fa radio da quasi 50 anni, l'anno prossimo faccio 50 anni, e che si diverte con voi a capire che cosa succede nell'attualità. Perché votare sì? Ecco, questa è un po' tipo Catena di Sant'Antonio, l'ho già ricevuta su vari siti, sta girando, ma è interessante, sono interessanti queste frasettine, vi invito ad ascoltare. Perché votare sì, mi scrive questo ascoltatore, per essere felici. Siamo felici quando non c'è disordine e si cammina sereni per le strade, di giorno e di notte. Ancor più felici quando non vediamo immigrati che soffrono il freddo e la fame perché accolti e poi abbandonati, ma tutti con un lavoro da noi o a casa col nostro aiuto. Molto felici quando gli innocenti sono liberi
e i colpevoli in prigione. Felicissimi quando giudici e istituzioni svolgono in armonia il loro compito e non esistono correnti in contrapposizione tra loro all'interno dei partiti e soprattutto all'interno della magistratura, perché l'unica corrente che li deve scorrere è quella che spinge forte sempre e solo verso la giustizia. Inviare questo messaggio almeno a 10 amici e invitarli a fare altrettanto, creando una catena per una vita serena. Bravo a questo ascoltatore, catena di Sant'Antonio, so che non piace a molti, ma in questo caso meditazione giusta, perché votare sì al prossimo ormai imminente referendum del 22 e 23 marzo sulla giustizia. Torniamo drammaticamente sul quotidiano Il Giornale, signori, perché a pagina 13, meno 13 appunto al referendum, ed eccolo qua l'articolo in questione. Gli islamisti d'Italia. Scusate. Possiamo interrompere le trasmissioni, posso piangere, Sveva, se piango dice no, facciamo cortocircuito con tutte... Ma perché quando vado... La facciamo una colletta, ragazzi, 5 euro per Sammy Varin per fargli acquistare un comunista che non sia un computer o un computer che non sia un comunista. Non è pensabile che io vado sui giornali di centrodestra e lui mi sbatte fuori, come per dire mi fa una pernacchia, capisci? E io non lo sopporto più, ma io piango, non è pensabile. 5 euro per comprare un computer che non sia comunista, Sammy Varin. Conto corrente postale 37671294, ripeto 37671294, intestato a Radio Libertà, e naturalmente come motivazione lo scrivete per il computer non comunista a Sammy Varin. Grazie, vi amo. Gli islamisti d'Italia, stavo leggendo, per me se mi fa entrare io sono contento, sono mobilitati per il no, scrive oggi sul giornale Giulia Sorrentino. È nostro interesse lasciare tutto così. Sembra proprio che il tema del referendum sulla giustizia stia toccando il cuore pulsante dell'Islam italiano, sempre più connesso alla sinistra radicale. Già dall'arresto dell'imam di Torino Shahin, ritenuto un pericolo per la sicurezza nazionale, la comunità musulmana aveva invitato i suoi seguaci a mobilitarsi per il no. Ora, essendo arrivati sotto data, visto che gli italiani saranno chiamati alle urne il 22 e 23 marzo, si stanno esprimendo in modo netto anche i frontman islamici, che finora sul tema erano rimasti in vigile attesa. Tra questi c'è Roberto Hamza Picardo, noto attivista, ma soprattutto uno dei fondatori dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche, la stessa che non ha ancora tutt'oggi siglato un'intesa con lo Stato italiano, che ha chiesto a chi lo segue di votare no, lanciando anche diverse accuse sulle reali intenzioni che avrebbe mosso il governo nel perseguire questa riforma. In Italia ci sono, secondo stime serie, 3 milioni di musulmani, la metà dei quali ha la cittadinanza italiana, e tutti quelli che hanno raggiunto la maggiore età saranno chiamati a votare un referendum. La maggior parte di noi già sa cos'è il referendum, dice, mentre spiega la differenza tra un referendum con e senza quorum, aggiungendo che, non essendoci in questo caso la soglia minima da raggiungere, quindi la metà degli aventi diritto al voto più uno, ed essendo un referendum confermativo, è ancora più importante andare a votare per un referendum voluto dalla maggioranza che stravolge il potere giudiziario. In Italia la Costituzione fonda il potere su 3 elementi: quello legislativo che viene esercitato dalle Camere, il potere esecutivo che viene esercitato dal governo e quello giudiziario. L'equilibrio tra questi 3 poteri ha garantito in qualche maniera la democrazia in Italia fino ad oggi. Poi la chiamata alle urne rivolta in modo specifico alla comunità islamica. Ci conviene mantenere l'ordinamento così com'è, è nostro interesse mantenerlo. Ora l'esecutivo vuole chiaramente mettere la magistratura sotto controllo, quindi è importante che tutti noi musulmani votiamo no a questo referendum in maniera chiara e netta.
Qua mi fermo, ma penso di avervi già dato una certa informazione. Così, voi pensavate che questi votassero sì? Che illusi. Giro la pagina, signori, pagina 18. Cos'è successo in Germania? Le elezioni nel Baden-Württemberg, flop di Merz alle regionali, vittoria dei Verdi, ma soprattutto boom di AfD. CDU dietro agli ambientalisti, l'ultradestra oltre il 18%, è il secondo partito tra i 16 e i 24 anni, grande successo. Paginone quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Dall'End un messaggio al cancelliere e ai suoi alleati di governo. La SPD sotto shock, il Partito Socialdemocratico si è fermato al 5,5%. Ma avremo questa notizia anche da altri quotidiani. Intanto una delle tante paginate di notizie è quella sulla storia della famiglia Del Bosco. La notizia è uscita venerdì mattina, in tarda mattinata, non ho fatto in tempo a leggervela, altrimenti sospendevo veramente le trasmissioni. Una cosa vergognosa quello che sta accadendo, ma avevamo sentore che volevano rovinarla questa famiglia Nel Bosco perché hanno abitudini diverse dalle nostre, altri che hanno abitudini ancora più diverse e li lasciamo tranquillamente fare, chissà perché. Sono a pagina 19 del quotidiano Il Giornale. Bambini allontanati, la catena di errori. Da Nordio a Salvini si muove il governo. Meloni senza parole. Il guardasigilli invia gli ispettori, l'ipotesi di affido al papà. Il garante, mai l'uso della forza con i minori, così la separazione è lecita solo in emergenza. Missione della Lega di sequestrare i piccoli. Proprio ieri Matteo Salvini ha fatto una diretta sui social dicendo che alzerà il culo da quel divano, cosa che dovreste fare anche voi in questi casi, ed è strano che non si faccia un qualcosa di più di una manifestazione fuori dal posto dove sono detenuti questi piccoli. Maria Sorbi, sarà una settimana decisiva per i bambini della Casa del Bosco, scrive oggi sul Giornale. In comunità senza la mamma da venerdì. Interviene il governo. La premier Giorgia Meloni ha chiesto al ministro della giustizia Nordio di mandare un'ispezione. Le ultime decisioni dei magistrati l'hanno lasciata senza parole perché infliggono ai bambini un altro pesantissimo trauma. Lo Stato non ti può togliere i figli perché non condivide il tuo stile di vita. Parole potenti, capisci? Ci ricordano molto il regime comunista, i bambini sono dello Stato per i comunisti. Anche il ministro Salvini, tra i primi a mobilitarsi per questa vicenda, andrà in visita ai bambini con un pool di esperti legali. Faremo di tutto perché i bimbi vengano dissequestrati. E punta a fare la stessa cosa la garante all'infanzia Marina Terragni con un'equipe di psicologi. L'articolo prosegue, ma vedrete invece che su altri quotidiani no, sì, certo, è peccato, una cosa da non fare, ma una certa sinistra invece dice come vi opponete alle decisioni dei giudici e c'è ancora una volta c'è di mezzo il referendum, non scherziamo, ma abbiamo un sentore di questo tipo. Scendo più in basso. E ancora brutta cronaca e siamo ancora una volta a Genova perché è stato accoltellato un altro ragazzino e la Salis dà la colpa al governo. Il sedicenne è stato operato, non rischia la vita. Il sindaco, comuni soli, serve un presidio costante. Antonio Borrelli, una nuova violenza tra minorenni, un altro accoltellamento in una settimana. Sono giorni di preoccupazione a Genova dopo che nella notte tra sabato e domenica un sedicenne è stato colpito con un fendente alla schiena. L'allarme arriva questa volta dal centro storico. Il giovanissimo straniero si trova nei pressi del stradone Sant'Agostino, nel cuore della Movida, quando viene colpito con un colpo fulmineo prima di crollare a terra. Accade tutto poco prima delle 2 del mattino in piazza Renato Negri, davanti al Teatro della Tosse, a breve distanza dalla Facoltà di Architettura, in una piazza molto frequentata anche nelle ore serali. Subito è caos. Nella concitazione l'aggressore si dà alla fuga e fa perdere le sue tracce. Sono alcune
alcuni passanti a chiamare aiuto dopo aver sentito i lamenti e le richieste di aiuto del ragazzino. Qui ci fermiamo, ma anche questa volta le brutte notizie, soprattutto con la Salis, la sindaca di Genova, che è sempre più di sinistra e che dà la colpa. Dov'è che dà? Episodi di questa natura si stanno verificando con una frequenza allarmante, le dinamiche di questi mesi evidenziano un disagio giovanile sempre più profondo che coinvolge fasce d'età sempre più basse, ammette la sindaca di Genova, la quale però tira in ballo il governo. La polizia locale ha ulteriormente potenziato la propria azione anche grazie al nuovo piano per la sicurezza urbana in fase di attuazione in questi giorni, tuttavia è indispensabile un cambio di passo da parte dello Stato, cambio di passo, capito? Capito? I comuni non possono e non devono essere lasciati soli, non servono solo risorse per la repressione, sono necessari interventi strutturati che uniscono educazione e prevenzione a un controllo capillare e al presidio costante di tutto il territorio. Chissà perché avete fatto gne gne quando pensavamo di mandarvi i militari e adesso vi lamentate. Giro di nuovo la pagina, signori, sono sul giornale che si avvia a essere il quotidiano più importante del giorno, secondo Sammy Varin, anche perché a pagina 20 c'è una cosa dolce, 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 signori, la sindrome di Wendy. 6 migliori amanti delle eterne ragazze ora sono i peluche. Allora vuol dire che noi uomini non valiamo più una cicafrusta, né come mariti e neanche come amanti. Preferiscono i peluche a noi! Il fenomeno di donne adulte innamorate di orsacchiotti e affini. Guarda che carini in radiovisione, eh? Gli animaletti sono caldi e simpatici e in qualche modo rassicuranti. E cioè noi cosa siamo? Freddi e delle merdacce? Il successo delle aziende di peluche come Jellycat. Ma sono belli questi ma piacciono anche a me, posso prendermene uno anch'io, me lo tengo qua mentre leggo i giornali, chi mi rassicura, soprattutto quando il computer comunista mi sbatte fuori dal programma. Praticamente c'è questo fenomeno che donne adulte sono innamorate di orsacchiotti e affini. L'azienda che li produce ha guadagnato in un solo anno più di 300 milioni di sterline. Capito? E a noi non ci vogliono più. È una roba un po' strana, però fa parte di un certo momento anche politico, psicologico. Portiamoci un orsacchiotto anche a letto. Dite la verità che vostra moglie ce l'ha. Ditemelo se non è vero, 3406709 Un orsacchiotto che puntualmente finisce in mezzo tra noi e loro. Ma ci sono anche i nonni con la valigia, signori. Anche questa è una realtà che sta accadendo. Dove vanno i nonni con la valigia? Vengono qui da noi, al nord. La seconda vita dei 200.000 over 75 che traslocano al nord per seguire i nipoti e anche per curarsi, perché qui la sanità, stavo per dire funziona, diciamo che va un po' meglio. Un nuovo tipo di esodo in Italia, quello dei giovani del sud che si trasferiscono al nord dopo la laurea e quello dei loro nonni che a 75 anni suonati trovano il coraggio di cambiare tutto e seguirli nella nuova avventura. È la nuova tendenza emersa dal rapporto Svimez. Signori, benvenuti al nord. Non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile! Tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana caratterizzato da una instabilità pomeridiana tipica del periodo primaverile. E al mattino i cieli si presenteranno a tratti molto nuvolosi. Il maggior rischio di pioggia però sarà a carico delle regioni affacciate sul basso Adriatico e sullo Ionio. Meglio altrove con nebbie sulla pianura padana. Nel pomeriggio tempo stabile con ampi spazi soleggiati al nord-ovest. Rovesci sparsi nelle zone interne su quasi tutto il centro-sud.
Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Sono Coraline, una cantautrice emergente, ed è appena uscita la cover di My Immortal, un brano che per me è davvero importantissimo e significativo. Il progetto è nato in collaborazione con Ali Studio, che ha curato la produzione. Vi mando un saluto e vi auguro buon ascolto. I'm so tired of being here, surrounded by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause there's precious healing to see, and you won't leave me alone. This one seems to just too real. There's just so much that I cannot erase. When you cried, I wipe away over your tears. When you scream, I fight away over your fears. And I had your hands to whatever this is, but you still used to cut me by your spawning lights. Now I'm bombarded life you left behind. Your face, it haunts my own bizarre dreams. My voice, it cheats away all the sanity in me. This one seems to heal. This pain, it's just too real. There's just so much that I cannot erase. When you cried, I wipe away over your tears. When you scream, I fight away over your fears. And I had your
I tried so hard to tell myself that you're gone, but true, you're still with me. I've been alone, when you cried, I wipe away over your tears. When you scream, I fight away over your tears. And I hand your hand to whatever is here, but you still ever hold on me. Roba buona, una bella cover di un celebre brano degli Evanescence, My Immortal. Lei è Coraline, in realtà si chiama Sara Corliani, arriva dall'Umbria, un brano che è stato sviluppato con il team artistico di Ali Studio sotto la guida del coach vocale Matteo Manfucci, che salutiamo, e dal produttore che ben conoscete, Daniele Piovani, che spesso appare come esperto che guida tanti giovani e meno giovani nel viaggio musicale di trasmettere parte di se stessi a tutti voi. Ha rappresentato l'Umbria, questa Coraline, nella seconda fase del premio Mia Martini e si esibirà venerdì 8 maggio al teatro Ore d'Oro di Trestina, frazione di Città di Castello, in provincia di Perugia. Brava Coraline! E bravi naturalmente a quelli della squadra che hanno inventato, devo dire, belle emozioni con questo pezzo My Immortal. Intanto siamo alle 8:39, il buongiorno si sente dal Varin, sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, ogni mezz'ora una pausa musicale indipendente e in mezzo tanti messaggi WhatsApp arrivati al 340 6709 659. Ragazzi miei, Sveva, facciamo vedere quanti, cioè tutti quelli col pallino verde sono quelli che devo leggere, capite? Non mi passa più, ma io mi ci tuffo volentieri. Questo va in Slovenia a fare il pieno e poi ci fa rabbia a noi. Oggi sono in Slovenia, la benzina 1,42, diesel 1,46, esattamente come una settimana fa. Grazie Francesco, ci vengo anch'io a fare il pieno fino in Slovenia. Sto aspettando da anni il ponte sul Ticino di Vigevano. A che punto siamo? Scrive quest'altro. Tram deragliati dai binari, e se si prendesse in considerazione un sabotaggio cittadino come per i binari dei treni recentemente, tutto sarebbe nella norma di queste bande criminali giovanili. Vedremo se si indagherà. Interessante. Riallacciare i rapporti con la Russia, togliere sanzioni, può essere utile per l'Iran, ci scrive Antonia. Piccardo Ermanno, non posso dire parolacce, comunque dice che uno ha preso dal padre, va bene Ermanno, abbiamo capito, non gli sta simpatico Piccardo a Ermanno. Sammy, mandami un vaffanculo a quella bidella che stamani non ha aperto la scuola per sciopero e ha mandato a casa tutti i bimbi e le maestre. Interessante, la bidella in sciopero che non apre le porte della scuola. Giuseppe da Roma si andrà a lavorare così. Come? Ah, facci vedere. Con l'asinello, Sveva, con l'asinello. Beh, non è male, dai, un giro sull'asinello. Si arriva facilmente anche a Radio Libertà senza fare code. Sono d'accordo, concordo. Ciao Sammy, ti ascolto sempre volentieri.
Ma mi rovini la giornata quando parli di islamici, Bruno da Genova, sai che farei volentieri a meno, ma sappilo, siamo ormai circondati. Ciao Sammy, non ti invidio, tra una brutta e assurda notizia riesci con la tua lodevole leggerezza a farci digerire tutte le strane stranezze di quello che sta succedendo. Grazie Graziella, ti amo, d'altronde cosa dobbiamo farci? Qualcuno ci doveva pure essere a leggervi le brutte notizie, hai scelto me, lo dico al direttore Sallusti. Tutti i paesi europei hanno un sistema con le carriere separate tra giudici e PM, anche noi aggiorniamo il nostro sistema giudiziario, votando sì. Bravo Battista. Ciao Sammy, come puoi notare, noi siamo avanti. Ai nostri gazebi radio, gli orsacchiotti e i peluche li portiamo sempre e chissà come mai vanno via prima degli altri. Lo so, questo è il nostro responsabile gadget, è lui, il Marco Grimoldi della situazione, responsabile gadget di Radio Libertà, che si vede che questa sindrome del peluche ha colpito anche tu, Marco Grimoldi, lo posso ormai dire, va a letto con il peluche, ma lo troverete in diretta anche come ogni settimana. Lo sapete che è partita una sua trasmissione il mercoledì alle 16 con Lega e dintorni, e che il bello di questa trasmissione è che fa quello che fa la Lega, cioè parla di territorio, le sezioni, il territorio, le associazioni che si danno da fare per il territorio, non per forza leghiste, quelli che fanno squadra con chi ama e difende il proprio territorio. Proprio questo mercoledì alle 16 Lega e dintorni ospiterà Carolina Pellegrini, che è esponente di spicco della Lega in Lombardia, consigliera di parità di genere e soprattutto ha lavorato anche nella Fondazione Restelli, ma è soprattutto ancora assessore alla famiglia in Regione Lombardia. Quindi parleremo di donne e di famiglia questo mercoledì alle ore 16 nella trasmissione del Marco Grimoldi Lega e dintorni. Oggi però è lunedì e signori, parte una nuova settimana. A mezzogiorno avremo la belva civile del deputato della Lega Ottaviani e vedremo dove ci porterà questa settimana. E poi domani e ogni giovedì, ogni martedì, ogni giovedì, ritorna la trasmissione di Francesco Borgonovo, che è un big che ben conoscete, da anni che fa trasmissioni sulle nostre frequenze, è tornato negli ultimi mesi con una trasmissione che si chiama La Cittadella, ore 13 il martedì e il giovedì, e che va alla grande soprattutto sui social, la commentate come non mai e ci fa piacere, anche perché gli argomenti che tratta sono tutti piuttosto spinosi, diciamo così, spinosi. Ritorniamo in rassegna stampa e molliamo il quotidiano Il Giornale per andare per par condicio. Cosa preferite? Repubblica o La Stampa? Bella decisione questa. Guarda, so che non mi rispondete, o se mi rispondete con parolacce, quindi censuro subito e vi porto su Repubblica. L'Iran al figlio di Khamenei, apre così il quotidiano Repubblica, vince la ladura del regime, Mujtaba nuova guida suprema, Trump che dice durerà poco, Netanyahu che risponde lo uccideremo, uela, Leger, tensioni USA-Israele per i raid sui depositi di petrolio a Teheran, la premier, la guerra né a favore né contro, quindi capite anche la chiarezza della Meloni su questo fronte, né a favore né contro. E adesso io ci scherzo perché lo sapete, questa è anche una trasmissione scherzosa, cerchiamo di ridere sui drammi, ma mettetevi un attimo nei panni della Meloni, cioè capite? Da una parte è a Trump che è innamorato di lei, tra virgolette of course, e quindi è un qualcosa di importantissimo, e qui naturalmente vedete la sinistra che schiuma davanti a una roba del genere. Dall'altra non si può pedissequamente seguire ciò che l'America fa, non è per niente facile, per cui questa frase che si presta un po' anche a un sorriso, né a favore né contro la guerra, così ha detto ieri la Meloni, e Repubblica naturalmente non perde l'occasione di metterlo in prima pagina. Giro la pagina, entro pericolosamente all'interno del quotidiano Repubblica, perché a pagina 4 si parla appunto
del petrolio, colpiti i depositi, nube tossica a Teheran, tensione USA-Israele sui raid. In Iran i morti superano i 1200, soldato USA ucciso a Riyadh, il settimo, l'IDF eliminato il nuovo capo militare della guida suprema, missili sul desalinizzatore in Bahrain, allarme risorse idriche nel Golfo. Abbiamo letto prima l'importanza dei desalinizzatori da quelle parti. Qua da noi siamo nel Medioevo. Cosa è desalinizzatore? Non so un cazzo. Che a sud sarebbero così comodi, ma prima o poi ci arriviamo anche noi da quelle parti e si sopravvive grazie al desalinizzatore, e se glielo bombardiamo probabilmente abbiamo capito come bloccare la vita da quelle parti. Le testimonianze: qui piove greggio dal cielo, mai visto niente di simile. Noi stiamo lì a guardare il prezzo del gasolio alla pompa, gli piove dal cielo. Gli iraniani messi alla prova dalla calamità sono divisi tra chi inizia a dubitare e chi chiede che gli USA finiscano il lavoro. Bell'articolo di Gabriella Colarusso quest'oggi a pagina 4 del quotidiano Repubblica. Tutti in fila al checkpoint Hormuz, l'attesa infinita dei mercantili. I cargo cinesi pare che siano gli unici a non avere limitazioni, e così qualcuno trucca i transponder per trarre in inganno i guardiani iraniani. Fanno tutti finta di essere cinesi, cambiano la dicitura, eccetera, e qualcuno riesce a passare. Chiaramente ben pochi. Qualcun altro sceglie qualche altra alternativa. I sauditi possono spedire parte del loro greggio via oleodotto fino a Yanbu sul Mar Rosso, ben sapendo che il traffico navale lì era crollato nel 2023, quando iniziarono gli attacchi degli Hutu, gli amici di Teheran che ora tacciono ma potrebbero sempre svegliarsi. Una scorciatoia, dicono gli esperti, che comunque, pur sfruttata al massimo, non compensa gli effetti del blocco. Può gestire al massimo 4 milioni di barili, un terzo di quelli trasportati via Hormuz. Ma vediamo, perché anche qui gli americani hanno promesso che cercheranno di sgorgarlo. La benzina in Italia: il governo verso un decreto sulle accise, il greggio tocca quota 100. La Premier spinge per una norma già nel Consiglio dei Ministri di domani, tecnici al lavoro, il dossier di Fratelli d'Italia: difficile applicare le regole attuali. Fatto sta, insomma, che vi ho dato la missione venerdì scorso di segnalarmi questi aumenti, mi avete spedito tantissimi messaggi e io li ho inoltrati a chi di dovere, e come vedete qualche cosa di importante si sta muovendo. La frase della Meloni a pagina 9, Repubblica la riprende in pieno: non condivido né condanno, ed è scontro sulle lodi di Donald. La Premier: saltate le regole del diritto internazionale ma non mi schiero, l'opposizione dice complice. E Repubblica pubblica le dichiarazioni della leader e le frasi del presidente USA: non condivido né condanno la decisione di USA e Israele di attaccare l'Iran, a dirlo ieri Giorgia Meloni, sono saltate le regole del diritto internazionale. Secondo, l'Italia non è parte del conflitto e non intende esserlo, ci stiamo limitando a rafforzare la presenza nei paesi del Golfo attaccati dall'Iran, ma solo a scopo difensivo, ha aggiunto la Meloni. Terzo, e questa volta a parlare è Trump: amo l'Italia, penso che Giorgia Meloni sia una grande leader, cerca sempre di aiutare, ha detto ieri Donald Trump in una telefonata al Corriere della Sera. Giro la pagina e anche qui le notizie dalla Germania. Frena Merz, i Verdi primo partito, l'AfD raddoppia i voti. La formazione ecologista si conferma in testa nel Baden-Württemberg, seguita dalla CDU, l'estrema destra è terza, crollo
dell'SPD. E poi naturalmente a pagina 14 l'eco dell'intervista di Marina Berlusconi che divide la destra, secondo Repubblica, la Premier, i giudici un ostacolo. Dopo la lettera della figlia del fondatore di Forza Italia Repubblica arriva il plauso del partito, gelo da Fratelli d'Italia, il silenzio leghista. Siete tutti in silenzio? Sì, anch'io sono in silenzio, come vedete, silenzissimo. Ancora su Repubblica si torna a parlare di referendum e questa volta per il sì hanno intervistato un certo Luca Zaia, per il no un certo Bruti Liberati. Luca Zaia, toni esasperati, hanno sbagliato tutti, ora basta insulti. Il plauso del presidente del Consiglio regionale Veneto all'invito a non incendiare il clima. Presidente Luca Zaia, ex ministro, ex governatore in Veneto, oggi alla guida del Consiglio regionale, ma leader rispettato a sinistra, condivide l'appello che Marina Berlusconi ha affidato al nostro giornale? Risponde Luca Zaia. Mi pare che Marina Berlusconi voglia contribuire a rasserenare un clima. Dice una cosa giusta che io dico da sempre. Ragazzi, non soffiamo sul clima da stadio, sulle tifoserie accecate dal derby. In gioco c'è una coesione nazionale che solo che in questo paese si declamano i principi, poi non si applicano. Allora dico basta livore, basta offese, c'è stata una deriva complessivamente indecorosa. Si può essere per il sì senza la propaganda e gli attacchi ai magistrati? Gli chiede pericolosamente Repubblica. Ecco, tengo a questa premessa, dice Zaia, da cittadino ancora prima che da uomo delle istituzioni. Per me PM giudici non saranno mai il problema del paese. I magistrati sono i magistrati di tutti e ne conosco anche io di bravi, ovvio. Magari uno è di Unicost, uno è iscritto solo a ANM, un altro di un altro orientamento, ma sono persone per bene che fanno con scrupolo il loro lavoro. Lo ha comunicato alla maggioranza? Gli chiede Repubblica. No, devo aggiungere che quando ho cominciato a sentire che chi sostiene la riforma o è mezzo criminale oppure fascista, sono uscito dal riserbo in cui mi aveva spinto uno spettacolo che non mi piaceva. Io sono antifascista, penso che la Resistenza sia stata un'opera importantissima, credo nei diritti civili e difendo il Presidente della Repubblica e sono per il sì. Anche perché nel CSM c'è un serio problema sul disciplinare, troppi gravi errori e sanzioni irrisorie per chi sbaglia. Riprende il microfono Repubblica. Da tutta la destra di governo però piovono attacchi indiscriminati sulle toghe. Come li valuta? Non do giudizi sui singoli, dice Luca Zaia. Credo che come classe dirigente abbiamo un obbligo, comunicare con chiarezza, senza offendere la controparte. Possibile che in questo paese non si possa imboccare un percorso nuovo per cui, pur avendo posizioni democraticamente contrapposte, ci sfidiamo, ma senza lasciare ferite nel tessuto civile e istituzionale? Lo devo dire con chiarezza, si è esagerato. La battaglia referendaria ha assunto toni riprovevoli da un lato e dall'altro. E poi l'intervista prosegue. Dovete comprarvi Repubblica, ma come vi ho detto io ormai è diventato un referendum. Governo sì, governo no, con tante postille al fatto che se dovesse vincere il no le cose rimarrebbero così come sono e capite anche voi che non vanno tanto bene. Concita Sannino intervista invece, oltre a Luca Zaia, anche Bruti Liberati. La legge di Nordio completa e realizza il piano del Cavaliere, dice Edmondo Bruti Liberati, è stato procuratore di Milano dal 2010 al 2015 e naturalmente anche in questo caso un'intervistona tutta da leggere. Ma io scorro via e vado al... Cos'è un problema questo? No, non è un problema, è uno scandalo. I bimbi nel bosco, il rischio dell'adozione per i bambini nel bosco, cioè c'è il rischio che dopo averli tolti alla mamma questi vengano messi in adozione. Nordio invia gli ispettori. L'allarme della psichiatra consulente della famiglia, ma si lavora per dare l'affidamento al padre. Meloni annuncia la mossa del ministro della giustizia.
E ragazzi miei, anche in questo caso, appunto, un problemone grosso che ci fa capire, chiaramente Repubblica non lo mette, come ci siano 2 pesi e 2 misure, perché in altri casi i figli vengono tranquillamente lasciati con i genitori nelle loro roulotte. Chissà di chi sta parlando Sammy Varin, non lo so proprio. Pagina 24 di Repubblica, immancabile. Non compro Repubblica se non c'è un'intervista a Saviano. Ho scelto da che parte stare, la libertà ha un prezzo. Saviano che ritorna in TV dall'11 marzo sulla 7, condurrà La giusta distanza per parlare di crimine, potere, legalità. Girare in strada per me è stata una novità, ragazzi miei. Lo sospettavamo tutti quanti che questo non avesse mai messo un piede sul marciapiede. Incredibile, l'ha fatto. Sono le 8:56, una manciata di minuti avremo in onda con noi il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, ma qualcosa mi chiama, Sammy, leggici il quotidiano La Verità, eccolo qua, La Verità, anche perché in taglio alto ci mette un prete che chiama sul palco, sull'altare, che in questo caso è diventato un palco, Cardona Albini prende la parola per parlare di referendum e il titolo della Verità è questo: i preti chiamano sull'altare i PM a parlare di referendum. A Genova finito messa, è già qualcosa, la messa era finita. Cardona Albini prende la parola e i padri comboniani invitano a non cambiare la giustizia. Attento a come parli, Sammy Varin, perché il prete è un pezzo grosso lì della zona, in senso buono naturalmente, ha detto che non hanno detto né di votare sì né di votare no. Ok, attento a come parli, tra poco ve ne parlo. Centro pagina, siamo sul quotidiano La Verità. Pronti gli ispettori in tribunale per salvare la famiglia del Bosco. L'annuncio del Presidente del Consiglio a fuori dal coro. Il leader di Fratelli d'Italia sono senza parole. Salvini alla Verità spiega la missione in Abruzzo. È come se i magistrati non volessero ammettere errori. Invece tornano da mamma i rom minorenni che in auto hanno ucciso una donna. Ricorderete a Milano? Sono tornati nelle loro roulotte. Un po' strana questa cosa. Sto tamburellando sul tavolo, si sente Sveva? Tamburello. Tamburellate anche voi sul vostro tavolo. Non è che andiamo avanti tutta la mattina a tamburellare, però. È centro pagina sul quotidiano La Verità. Appena morto un Khamenei, se ne fa un altro. Trump gelido, non dura. Siamo sempre sul quotidiano La Verità perché in taglio basso c'è l'intervista con Jerry Calà. Wow, che sfida il politicamente corretto dicendo: solo da noi la parola comico è ritenuta un po' dispregiativa. Infine, ricordiamo le Paralimpiadi che sono in corso nello snowboard. Pera Toner è il primo oro italiano a Cortina. Proseguiremo entrando sul quotidiano La Verità tra pochi minuti. Adesso c'è la pausa, in arrivo un dolcissimo pezzo del cantautore Icaro Ravasi, che ha ripreso in questo caso l'incipit della celebre poesia di Guido Guinizelli, Al cor gentil tanto onesta pare, il vero manifesto del dolce stil novo, i bei tempi che Sammy Varin andava a scuola. Quando ci andavo, certamente, quel giorno c'era Icaro Ravasi tra pochissimo e poi arriva il capogruppo della Lega, Molinari. Al cor gentil rempaira sempre amore, come l'ausello in selva la verdura, ne fe amor antiche gentil core. Nei gentil core antica amor natura, che adesso confui il sole,
sì tosto lo splendore fu lucente, ne fu davanti il sole, e prende amore in gentilezza al loco, così propriamente come calore in clarità di fuoco. Fuoco d'amore in gentil cor s'apprende, come virtute in petra preziosa, che dalla stella valor no gli discende. Antica il sol la faccia gentil cosa, poi che n'ha tratto fuori, per sua forza lo sol ciò che gli è vile, stella gli dà valore. Così lo cor che è fatto da natura, a sletto pur gentile, donna guisa di stella lo innamora. Amor per la ragion sta in cor gentile, per quello poco in cima del doppelero, splende lì a su di letto clar sottile. Non li stari altra guisa, tant'è vero, così brava natura. Re contra amor come fa la igua il fuoco, caldo per la freddura. Amore in gentil cor prende rivera, per suo consime loco, come Damas del ferro in la minera. Fere lo sol, lo fango tutto il giorno, vile ma nel sol perde calore, disomo alter gentil per sclatta torno. Lui sembra al fango, al sol gentil valore, che non de daron fe. Che gentilezza sia for di coraggio, indegnità d'ere, se da virtute non ha gentil core, com'ai gue apporta raggio, e il ciel riten le stelle lo splendore. Splende l'intelligenza del cielo, Deo creator più che nostro occhi il sole, ella intende suo fattore oltre al cielo, e il cielo volgiando a lui obbedito, e consegue al primero del giusto Deo beato compimento, così dar dovria al vero. La bella donna poi che gli occhi splende, del suo gentil talento, che mai di lei obbedir non si disprende. Donna Deo mi dirà che presumisti, siando l'alma mia lui davanti, lo ciel passasti e infine a me venisti. Ed est invano amor me per semblanti, cami con belle laude, e alla reina del regname degno, per cui cessa ogni grande, dirli porò tenne d'angel sembianza, che fosse del tuo regno, non me fu fallo sin lei così amanza. Se volete ripassare le vecchie poesie che avete studiato al liceo, cercate su YouTube Icaro Ravasi, cantautore brianzolo che ha rispolverato i grandi poeti di quei tempi e non soltanto, anche più recenti, in questo Canzoniere 2. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Qui
Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, che saluta e ringrazia come ogni lunedì il capogruppo della Lega alla Camera, onorevole Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy. Allora, oltre che capogruppo alla Lega, ricordiamo, sei anche il capo della Lega Piemonte e si sa anche in questo weekend ci si è mossi. Io devo ringraziare i tantissimi militanti della Lega che in queste settimane sono sempre in piazza per parlare di referendum e non soltanto, per ascoltare soprattutto cosa pensa la gente di questo momento politico, ma soprattutto naturalmente, visto che il 22-23 marzo si vota per questo referendum sulla giustizia, per cercare di capire se hanno veramente compreso l'importanza di questo referendum. Per cui chiedo direttamente a te, Molinari, qual è il sentore, tu che frequenti tanto la gente, i gazebo, hanno compreso l'importanza di questo referendum? Quali sono le domande che ti stanno facendo? Perché è diventato un po' un tutti contro tutti, dico io, è diventato un sì e un no a questo governo, diciamolo chiaramente, e poi ci sono dei colpi bassi, leggo su Libero che le provano tutte, blasfemia e insulti, ormai il fronte del no ha perso la testa, è spuntato un manifesto con la dea della giustizia crocifissa, per Bachelet la separazione delle carriere è come l'AIDS, il giornale invece ha scritto che gli islamici ormai lo dicono chiaramente, bisogna votare no. Cosa sta succedendo, Molinari? Allora, gli incontri che stiamo facendo, ne stiamo facendo veramente, veramente tanti sul territorio, perché il modo migliore per contrastare questo tipo di propaganda che sta facendo il fronte del no è quello di cercare di andare nel merito, cioè quello di cercare di spiegare quelli che sono i contenuti della riforma per motivare gli elettori di centrodestra, ma non solo, anche c'è una parte importante di elettorato di centrosinistra che nel merito della riforma è d'accordo con noi, quindi per votare sì bisogna spiegarlo, bisogna spiegare appunto che è necessario andare a votare. È chiaro che la campagna del no è molto più facile, cioè hai fatto degli esempi tu, no? Ritrarre la dea della giustizia crocifissa o andare in televisione a dire che chi vota sì è un bandito o un criminale, o raccontare che banalmente bisogna andare a votare no perché così si fa cadere il governo, è più semplice, e quindi quello è un messaggio che non entra nel merito della riforma, o se lo fa con dichiarazioni false. Ad esempio, uno dei temi principali della campagna del no è sostenere che con questa riforma si vogliano sottomettere i magistrati alla volontà del governo, cosa che non è vera, non è scritta. Cioè l'articolo 104, che è quello che prevede l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, resta in quell'aspetto invariato, non cambia nulla, motivo per cui peraltro se si fanno 2 CSM, quindi anche per i procuratori della Repubblica si fa un CSM ad hoc, è proprio la prova che si vuole che quel tipo di magistrati continuino ad autogovernarsi e siano autonomi, diversamente sarebbero passati sotto il Ministero della Giustizia, cosa che non c'è. Quindi sono tutte diciamo argomenti faziosi o falsi quelli del no. È chiaro che la materia è ostica, io me ne accorgo girando insomma agli incontri che stiamo facendo, tra l'altro anche stasera sono in biblioteca Novi Ligure per l'ennesimo incontro, e allora c'è una parte dell'elettorato, quindi diciamo che questa è la materia che interessa molto avvocati, i praticanti del diritto, quelli ovviamente conoscono la materia e diciamo capiscono subito il tema. È chiaro che chi è digiuno di materia giuridica bisogna cercare di spiegare le cose in maniera più semplice possibile per fargli capire alla fine che un giudice terzo imparziale è una garanzia per tutti, è una garanzia per qualunque cittadino, perché a qualunque cittadino può capitare di finire sotto processo. E allora quello che io cerco di spiegare sempre quando faccio questi incontri, a parte le tecnicalità, la storia, come ci siamo arrivati, è spiegare che il sistema processuale giusto è quello dove non c'è il rischio che un innocente finisca in prigione, non quello dove per mettere in prigione tutti i colpevoli si accetta il rischio che qualche innocente ci finisca. E visto che siamo un paese dove il 97% delle richieste dei procuratori della Repubblica viene accolta dai GIP, quindi evidentemente in quella fase processuale questa terzietà non c'è.
e dove ogni giorno, se non sbaglio, 3 persone innocenti finiscono in carcere, con la necessità poi dello Stato, quindi della collettività, di pagare i danni, insomma, mi pare che un problema ci sia, e questo credo sia un argomento che al netto del contenuto della riforma tutti possono capire. Assolutamente sì, e vi invito naturalmente ad ascoltarmi anche dalle 11 a mezzogiorno, perché leggeremo gli appuntamenti da non scordare targati Lega in queste settimane. Ci sono tanti eventi proprio che vi spiegano meglio il referendum che potrete votare il 22 e il 23 di marzo. Intanto, cosa succede questa settimana in Parlamento? Ricordiamolo, certo, per la cronaca, che qualcosa si sta muovendo su fronte accise, è la parola d'ordine per il governo è accise mobili, che sembra una nuova arma di Goldrake, ma un qualcosa già di utilizzato negli scorsi anni, quindi ringraziamo la Schlein e il PD per la bella idea, ma non è niente di nuovo, e pare che si andrà su questo fronte per cercare di abbassare il prezzo della benzina e del gasolio, soprattutto il gasolio arrivato purtroppo ormai già quest'oggi sopra i 2 euro. Per il resto, in Parlamento cosa si muove questa settimana? Molinari. Allora, questa settimana la cosa più importante sarà evidentemente mercoledì, quando avremo le comunicazioni anticipate della Presidente Meloni, che doveva rendere le comunicazioni il 18, quindi la settimana prossima, in vista del Consiglio europeo, ma le anticipa a fronte, insomma, della situazione internazionale, quindi della crisi in Medio Oriente e della guerra. Sono le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, allargate ovviamente anche alla situazione internazionale. Quindi la giornata di mercoledì, prima al Senato e poi alla Camera, insomma, mediaticamente sarà tutta incentrata su questo. Il giorno prima, cioè domani, il provvedimento importante che abbiamo al voto alla Camera è la modifica dello Statuto del Trentino Alto Adige, che è, diciamo, importante perché è un voto, una modifica statutaria, quindi è necessario il voto a maggioranza assoluta, e è un provvedimento fortemente voluto dai parlamentari, insomma, del Trentino Alto Adige. E oltre a quello poi abbiamo un tema sull'autorizzazione a procedere di un parlamentare, poi alcune mozioni, ma direi che questa settimana il centro sarà tutto sulla comunicazione della Meloni dal punto di vista politico. Inoltre oggi scade il termine per presentare gli emendamenti al decreto bollette. Ecco, su quello, come sapete, noi della Lega ci stiamo impegnando molto, perché già era da modificare quel decreto prima dello scoppio della guerra. Ora purtroppo, a fronte, credo che tutti gli ascoltatori se ne siano accorti in questi giorni andando a fare benzina, a fronte degli rincari, degli aumenti, della situazione che avremo dal punto di vista energetico, è necessario intervenire in maniera forte su quel decreto, e noi stiamo preparando molte proposte emendative a tutela degli agricoltori, per cercare di evitare di svendere le riserve di gas, per cercare di tenere aperte le centrali a carbone che invece il decreto vorrebbe chiudere. Insomma, ci sono un intervento sull'idroelettrico che interessa soprattutto la Lombardia. Insomma, ci sono molte cose su cui stiamo lavorando, anche se ancora siamo in fase emendativa. E io ringrazio veramente il nostro Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, per queste informazioni che poi, lo sapete, approfondiremo nelle varie finestre informative del Qui Parlamento. Grazie Riccardo, buona settimana. Grazie Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin e Pepe in culo, di cognome faccio Pepe in culo perché devo correre, sono in ritardissimo, d'altronde avete visto l'impegno su varie argomentazioni è bello tosto questa mattina, cercheremo di aprire le linee negli ultimi 5 minuti, ma poi lo sapete sono in onda anche più tardi dalle 11 a mezzogiorno e leggerò le decine e decine di messaggi che stanno arrivando tramite WhatsApp al 340 6709 659. Intanto siamo sul quotidiano La Verità. Trevaillon, è l'ora di vederci chiaro, arrivano gli ispettori in tribunale e attenzione, parla il decano degli psichiatri che è stato intervistato dalla Stampa l'altro giorno. Andreoli accusa toghe aquilane prive di dignità. Intanto però in taglio basso Sarina Biraghi ci ricorda che si fanno 2 pesi e 2 misure, perché 4 giovani in fuga dai carabinieri tempo fa hanno ammazzato con un'auto una donna di 89 anni. In questo caso però i minori restano affidati alle madri dentro alle loro roulotte. Perché?
se lo chiede Sarina Biraghi oggi solo sul quotidiano La Verità e ce lo chiediamo tutti quanti noi. Pagina 3, tasseremo chi specula su benzina e bollette. Meloni intervistato da Mario Giordano su Rete 4. Non entreremo in guerra, ma rischiamo di essere toccati dalle sue conseguenze su economia e sicurezza interna. Siamo mobilitatissimi contro eventuali minacce terroristiche. Il referendum, occasione unica. Mentre il sindaco di Genova, bella più che mai, scansa i problemi dicendo: africano accoltellato? Colpa del governo. Mi taccio, ma certamente anche questo è un argomento che vi metto sul tavolo. Il referendum è una svolta epocale, non roviniamolo con le liti politiche, scrive La Verità a pagina 5. E poi PM sull'altare a parlare di riforma e Comboniani contro il DDL Nordio. Praticamente, lo diceva in prima pagina, in taglio alto, prima La Verità, un parroco di Genova ha chiamato sul pulpito Cardona Albini e spunta un appello dei missionari. Nel cuore del centro storico di Genova, ieri Don Carlo Parodi, prete notissimo nei Caruggi per il suo impegno anche sociale, ha deciso di aprire una finestra sul referendum sulla giustizia durante la messa e lo ha fatto chiamando all'altare un PM di lungo corso della Procura di Genova, Francesco Paolo Cardona Albini, noto alle cronache per aver rappresentato l'accusa durante il processo per i fatti della scuola Diaz durante il G8. Qua mi fermo, ma ve lo dico subito, non voglio querele, non sparate sul giornalista Sammy Varin. Il parroco ha specificato che non hanno parteggiato né per il sì né per il no, sappiatelo. Ettore Sequi, intervistato quest'oggi l'ambasciatore sul quotidiano La Verità, pagina 8, Stati Uniti e Israele sull'Iran perseguono obiettivi diversi. Gianandrea Gagliani, questa guerra non ci conviene. Sentite qua, adesso riapriamo alla Russia, dice l'analista Gianandrea Gagliani. È un conflitto per l'energia. Trump pensa ai suoi interessi? Facciamolo pure noi. Basta con la sudditanza agli Stati Uniti. E con il Golfo in fiamme? Ci serve l'energia russa. Il tempo gioca a favore degli ayatollah. Quel regime odioso, ma piano con le questioni morali, con altri tiranni abbiamo buoni rapporti. Interessante l'intervista con questo analista a pagina 9 del quotidiano La Verità, che infine a pagina 17 intervista il grandissimo Jerry Calà. Soltanto qui in Italia la parola comico è un po' dispregiativa. I ragazzi che scoprono i miei film mi chiedono se non avevo paura a dire battute che adesso non si possono più fare. È vero, ce lo chiediamo un po' tutti noi. Dopo Diario di un vizio di Ferreri, la critica mi applaudì e si scusò per avermi bistrattato, poi però riprese a farlo. Presto torno al cinema. Grandissimo Jerry Calà, che ne dice di tutti i colori oggi a pagina 17 sul quotidiano La Verità. Nelle ultime pagine si mangia sulla Verità, lo spezzafame diventato icona, il tramezzino compie 100 anni. Ragazzi, non guardate queste due pagine perché fanno venire fame. La versione italiana del sandwich, ma tra i suoi antenati ci sarebbe anche l'ebraico korek. Nel nostro paese Venezia e Torino se ne contendono i natali e ogni città ha la sua ricetta tipica, dal baccalà alla cicoria. Scusate, sto mangiando, mangio con gli occhi e in queste due pagine 18 e 19 ci sono anche le ricette di tramezzini vari. Fa piacere, insomma, che uno a quest'ora groviera, uova, midollo, acciughe, di farciture ce n'è per tutti i gusti. Facciamoci un tramezzino, d'accordo? Giro, corro e vado sul quotidiano Libero verso il referendum. I giudici che sbagliano fanno carriera. Sentenze depositate oltre i termini e scarcerazioni in ritardo, ecco gli errori dei magistrati. I giudizi del CSM? Tutti
positivi. E come dicevamo prima con Molinari, a pagina 2 di Libero, blasfemia e insulti, ormai il fronte del no ha perso la testa, spunta un manifesto, eccolo qua, con la dea della giustizia crocifissa. Per Bachelet la separazione delle carriere come l'AIDS e la russa critica Montanari. Guardalo qua, lo stiamo trasmettendo adesso in radiovisione, scrive: l'indipendenza della giustizia va protetta, non sacrificata. Ed ecco la dea della giustizia crocifissa. Forza Italia, un gazebo a Cervinia per il sì in vetta. La spinta per il sì al referendum sulla riforma costituzionale sulla giustizia arriva fino alle alte vette. Merito di Forza Italia, che a Cervinia in Val d'Aosta ha allestito il gazebo per il sì più alto d'Italia in occasione dell'evento Azzurri in vetta. Alberto Di Ruba. È lui il più dossierato d'Italia. Ecco perché voto sì. Intervistato da Fabio Rubini in taglio basso oggi sul quotidiano Libero. Il tesoriere della Lega spiato da Astriano e Bellavia. Devono tornare equilibrio e garanzia. Basta spettacolo, se ne parla solo quest'oggi sul quotidiano Libero, che poi certamente fa altri esempi, le pagelle dei giudici colpevoli di ritardi gravi, ma il CSM li promuove tutti. L'organo che la riforma vuole cambiare dà valutazioni positive al 99% dei magistrati, tutti bravi, tutti bravi. Depositare le sentenze dopo anni non nuoce alla carriera. Ma in queste due pagine chiaramente anche i bidet e i water pubblicati su Facebook e poi rimossi da Giovanni Bachelet, del Comitato per la Società Civile per il no, gli insulti a Francesca Scopelliti, presidente del Comitato Cittadino per il sì, insomma è tutto il contrario di tutto, schifosamente, ma ve l'ho detto, è diventato un referendum per il sì o il no a questo governo, sappiatelo. Con in più che se votate no, chiaramente i giudici andranno avanti a fare il bello e cattivo tempo, anche su di voi, se doveste incapparcene. Pagina 4, signori, la nuova guida suprema e il figlio di Khamenei su Teheran, piove petrolio, ma la cosa più schifosa per noi animalisti, guardate qua, emergenza a Doha. VIP e influencer scappano abbandonando cani e gatti. Bastardi. Nel caos seguito agli attacchi iraniani con droni e missili nella regione del Golfo, Dubai sta vivendo anche una crisi meno visibile, quella degli animali domestici lasciati indietro da residenti stranieri e influencer in fuga, con molti espatriati che cercano di lasciare in fretta gli Emirati Arabi Uniti. Rifugi e cliniche veterinarie segnalano un'impennata di cani e gatti abbandonati nelle case vuote, per strada o davanti alle porte dei volontari. Alcuni proprietari arrivano persino a chiedere l'eutanasia per animali perfettamente sani, perché impossibilitati a portarli con sé nei viaggi improvvisi. Molti rifugi raccontano di ricevere decine di richieste di aiuto al giorno e di essere ormai al limite della capacità. Se avete dei messaggi per questi influencer, strano però che non restino lì sotto le bombe, veramente raccontavano che andava tutto bene, inviateli al 34067 09 659. Oggi sul Libero è l'unico che ha questo schifosissimo riquadro. A pagina 5, tallone d'Achille, l'Iran ha più greggio che acqua potabile, Israele ed Emirati puntano ad assetarlo. Il regime investe solo in armi ed energia. La gente protesta e ora gli attacchi nemici possono mettere in ginocchio il paese. Ne abbiamo già parlato in rassegna. Si tratta dei desalinizzatori. Se fanno fuori questi, la gente lì non ci può più vivere. Ancora titoli, ancora quotidiani, anche sul quotidiano Libero non si può non parlare dei bimbi del bosco in lacrime e la videochiamata alla mamma, signori, sentite la frase, terribile, faccio fatica a leggerla. Perché non vuoi venire, mamma? Penso che sia la frase
più pazzesca che puoi sentire dire da tuo figlio: perché non puoi venire da noi? La sorella psicologa di Caterine racconta i difficili momenti dopo la separazione dai figli. I piccoli sono impauriti, temono di essere abbandonati e il loro incubo peggiore, dicono, ci porteranno via. E mentre apro le linee, chi vuole entrare in diretta può chiamare in questo momento al volo 029294 7222 per entrare in diretta con Sammy Varin. A proposito di questi bimbi, spunta l'ipotesi dell'affidamento esclusivo al padre. Dagli ultimi report Nathan emerge come una figura positiva e conciliante. La mamma no, era cattiva. Ma c'è chi adombra il rischio adozione. Che questi bambini vengano messi in adozione, sì, certo, magari temporanea. Interessante la meditazione che fa Libero a pagina 11. È nella visione comunista che i figli diventano proprietà dello Stato. Da Sparta fino a Marx, i regimi totalitari hanno sempre considerato l'educazione dei piccoli un punto essenziale per indottrinare la società. Vedete cosa non fanno a scuola? Mentre per il cristianesimo la famiglia delimita le pretese del potere. Si parla di rapporto tra autorità e cittadini oggi solo a pagina 11 del quotidiano Libero, mentre Matteo Salvini annuncia la missione in Abruzzo. Continua la polemica politica sulla vicenda delle famiglie e della famiglia del Bosco e dunque da parte della Lega c'è in fase di preparazione una missione in Abruzzo del segretario Matteo Salvini con gli esperti legali della Lega stessa. L'obiettivo, scrive il Carroccio in una nota, è di fare tutto il possibile perché i bimbi, dopo mesi di allontanamento forzato dalla loro casa e dai loro genitori, prima dal padre e ora perfino dalla madre, vengano dissequestrati e la famiglia possa tornare a vivere insieme. Così quest'oggi sul quotidiano Libero. Il più veloce entra in diretta, chiamate 0292947222 per parlare in onda con Sammy Varin, mentre a pagina 15 sul Libero una cosa che immaginavamo fosse tale, guarda che titolo: Milano capitale delle lame. Fammelo vedere questo titolo, ragazzi, che è da incorniciare in senso negativo, naturalmente. Milano capitale delle lame. Stavolta è stato pugnalato un rider, aggredito senza motivo. Non passa giorno senza accoltellamenti. Raid contro un gruppo di ciclofattorini fuori da un McDonald's. Insulti, sputi, poi il fendente. Ci cercano 3 ragazzi all'apparenza nordafricani e la vittima è un 30enne pakistano incensurato, è stato colpito alla scapola. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le aggressioni all'arma bianca, vergognosamente, in quel di Milano. 0292947222, mi avete ingorgato il centralino come spesso accade. Faccio in tempo a leggervi la pagina 16 di Libero, che è quella della Posta, e dovete leggerla, la lettera di Francesco Squillante. Correranno ai seggi con la bava alla bocca, gli risponde Fausto Carioti. Perché? Perché questo scrive: le ragioni del sì sono preponderanti e netta è la maggioranza di italiani su queste posizioni, ma bisogna portarli a votare perché la sinistra settaria e massimalista ci andrà. E il rischio che minoranze organizzate e irregimentate prevalgano è reale, senza una grande campagna finale di sensibilizzazione al voto. E Fausto Carioti risponde che certo è tutto così, ma sono in moltissimi, sia nel centro-sinistra che anche nei 5 Stelle, che voterebbero no, ma fa niente. Correranno ai seggi con la bava alla bocca e voteranno sì, solo perché questa proposta di cambiamento l'ha fatta il governo di centrodestra. C'è una chiamata, prendiamola al volo, pronto? Ciao Sammy, quando le linee sono vuote arrivo io. Volevo 2 cose. Ciao. Ho avuto la disgrazia ieri di incontrare 3 amici, chiamiamo amici, tutti e 3 mi hanno detto che votano no. Alle mie domande sul perché, cazzo, non ho saputo rispondere una virgola.
cioè proprio l'ignoranza domina, cioè il lavoro e il fatto della sinistra è sull'ignoranza e ci stanno riuscendo benissimo. La seconda è questa: mi fai il nome di un politico di rilevanza della sinistra che ha detto qualcosa sulla faccenda di quei poveri bambini massacrati? Non ho parole. Uno di sinistra di alto livello, non No, niente. che abbia detto qualcosa. Tutto qua. Cioè, questo è più esplicito di così, non può esserci. Altro che sì. Qui dobbiamo votare sì, yes, in tutte le lingue, carola. Ciao Sammy. Grazie caro, capite perché bisogna votare sì al referendum? Vogliamo strumentalizzare? Vogliamo. Signori, 9:30, qui la voce di Sammy Varin si ferma, tra poco l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi l'America, poi Giulio Cainarca e poi alle 11 torno io con una marea di messaggin per Sammy Varin che potete ancora inviare al 340 6709 659. Non dimenticate, se siete nuovi ascoltatori e non avete ancora ricevuto la canzoncina per il sì al referendum, se nel messaggio mi scrivete la voglio intesa la canzone, io ve la invio direttamente sul vostro cellulare. Scrivete un WhatsApp al 340 6709 659. A più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa.